La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prendere visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti alla fine dell'eventuale votazione mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi in tempo della tessera personale di voto. Ricordo anche che la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Chiedo che venga messo in congedo per la seduta d'Aula che si terrà oggi, il 12 aprile, l'onorevole Tiziano Spada per motivi personali. L'Assemblea ne prende atto. Onorevoli colleghi, possiamo passare al secondo punto. Interrogazioni. Svolgimento ai sensi dell'articolo 159,3 del regolamento interno di interrogazione e di interpellanze della rubrica Energia e servizi di pubblica utilità. Siamo all'interrogazione numero 6, l'assessore è presente. Interrogazione numero 6, l'assessore presente. Iniziative urgenti al fine di risolvere le criticità inerenti al conferimento dei rifiuti nei comuni delle città metropolitana di Palermo. Prego, Assessore. L'onorevole Cracolici e Dembrone vogliono la parola prima? No, dopo l'assessore. Allora, l'interrogazione del quale sono chiamato a rispondere è iniziative urgenti al fine di risolvere le criticità inerenti al conferimento dei rifiuti nei comuni della città metropolitana di Palermo. È un'interrogazione che risale al periodo del mese di novembre ed è una criticità che a suo tempo è stata risolta. Comunque do contezza del documento che abbiamo preparato col Dipartimento. Gli interroganti chiedono di conoscere quali siano le iniziative urgenti al fine di risolvere le criticità inerenti al conferimento dei rifiuti nei comuni della città metropolitana di Palermo. Al riguardo, sentiti gli uffici del competente Dipartimento, si rappresenta quanto segue. In via preliminare va ricordato che già da qualche tempo la società Trapani Servizi SpA, gestore sia dell'impianto di TMB che della discarica sita nel territorio di Trapani, ha comunicato l'imminente saturazione della vasca in coltivazione, l'8F, di Contrada Cuddia di Borranea, e quindi la necessità di trovare spazi in altre discariche presso cui smaltire rifiuti trattati presso il proprio impianto TMB. A seguito della scarsa disponibilità dei volumi residui presso le discariche, la società Trapani Servizi è stata costretta a comunicare a tutti i comuni converitori una riduzione dei quantitativi di rifiuto che potevano essere accettati in ingresso al proprio impianto TMB. Ciò ha indotto i comuni della provincia di Palermo a richiedere che il comune di Palermo, nella figura del sindaco metropolitano della città, consentisse lo smaltimento dei rifiuti decadenti dal trattamento nel TMB della Trapani Servizi presso la discarica del Bellolampo. Gli onorevoli interroganti chiedono in primis di sapere quali iniziative urgenti siano state adottate per fronteggiare la mancata raccolta dei rifiuti nei comuni appartenenti all'SRR palermitano. Per fronteggiare l'emergenza, di concerto con il Dipartimento, sono stati convocati i tavoli tecnici finalizzati alla sensibilizzazione dei gestori delle discariche per l'aumento degli spazi di conferimento. L'interlocuzione con i gestori delle discariche ha consentito la risoluzione delle problematiche emergenziali e la prosecuzione dei conferimenti. Poiché la crisi impiantistica è ancora un dato di fatto, si stanno accelerando tutte le procedure che consentono l'apertura di nuove vasche nel sito del Bellolampo di Palermo e Trapani. Qui di seguito, in via sintetica, lo stato attuale dell'iter procedurale della piattaforma incontrata Borrana di Trapani SRR Trapani Nord e della nuova discarica dei rifiuti non pericolosi denominata TPSI
1, contrada Cudia della Borrania della società Trapani Servizio, benché la della settima vasca di Bellolampo. I lavori per la realizzazione del primo lotto, impianto di scarica per rifiuti non pericolosi della piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione del residuo incontrato a Borrania, a seguito della definizione delle procedure di aggiudicazione da parte dell'Urega e della firma del contratto di appalto avvenuto il 22/9/22, hanno avuto inizio il 13/9/22, giusto consegna del verbale dell'8/9/22, emesso dalla direzione dei lavori in via d'urgenza in conformità a quanto previsto nel decreto di aggiudicazione di efficacia della stessa. Per quanto concerne la realizzazione della nuova vasca di discarica dei rifiuti non pericolosi denominata TPS 1, contrada Cudia della Borrania in provincia di Trapani, è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 del comma 5 del decreto legislativo 50/2016 all'operatore economico Mico SRL per l'importo contrattuale di 3.949.414,20, di cui 3.897.914,20 per lavori e euro 51 milioni per una di sicurezza oltre IVA. Con nota 16.949 del 31 marzo 2023 è stata disposta dal direttore dei lavori la consegna lavori. Con nota protocollo 17.786 del 6/4/23 è stata richiesta alla società Trapani Servizi la presa in carica delle aree oggetto dell'intervento al fine di autorizzare l'accesso all'impresa appaltatrice. Con nota protocollo 18.140 dell'11 aprile 2023, considerando che l'importo dei lavori posto a base d'asta a base di gara pari a 5.155.018,34 e di poco inferiore a quello della soglia di rilevanza comunitaria stabilito all'articolo 35 del codice appalti, è stata proposta al direttore generale la formazione del collegio consultivo tecnico. Allo stato attuale, nella mora della stipula del contratto d'appalto, una volta acquisita l'autorizzazione da parte della società Trapani Servizi, si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza. Relativamente alla settima vasca è stata consegnata una perizia di variante che è stata presentata il 4 aprile ed è praticamente stata proprio incardinata dopo la relativa istruttoria ed è all'attenzione del CTS. L'onorevole Giambona, scusi. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, Governo. Io intanto la ringrazio Assessore per essere qui presente e aver fornito una risposta alla mia interrogazione che analizzi il tema del conferimento dei rifiuti nelle discariche siciliane. Vero è, caro Assessore, che la mia interrogazione è del 22 di novembre, ma ritengo che non sia affatto superata, nella considerazione che mi risulta che solo qualche giorno fa diversi comuni, sia del Messinese che dell'Agrigentino, ma anche del Trapanese, hanno rappresentato enormi criticità nel conferimento nelle discariche siciliane. Quindi è un tema assolutamente urgente che probabilmente potrebbe anche tramutarsi in un problema sanitario e di un problema sociale. Ma qui il tema non è solamente quello dell'abbancamento nelle discariche siciliane, c'è anche un tema legato all'utilizzo delle risorse sovraregionali. Lei poc'anzi citava alcuni interventi. Io ritengo che sia necessario, come ho anche indicato nella mia interrogazione, nella mia richiesta di accesso agli atti, che sia necessario consegnare al dibattito parlamentare una iniziativa volta appunto a discutere in maniera organica del piano regionale dei rifiuti, in maniera tale da capire come in maniera coerente e funzionale rispetto a quelle che sono state le dichiarazioni programmatiche in tal senso del governatore Schifani saranno bene utilizzate le risorse appunto sovraregionali. Per questo motivo e per le criticità, Assessore, che le ho segnalato e che segnalano gli amministratori e i sindaci siciliani ai quali noi non possiamo che essere vicini, io mi ritengo parzialmente soddisfatto nell'intendimento che naturalmente questo tema sia oggetto di approfondimento comune in questa Aula. Grazie Presidente.
Grazie onorevole. Numero 61, chiarimenti in ordine della procedura per la realizzazione di 2 inceneritori nel territorio regionale. Grazie Presidente, questa è un'interrogazione importante, molto articolata, piena di considerazioni di carattere tecnico, oltre che di carattere programmatorio e di carattere politico. Ed è un argomento che è entrato in campo sin dall'inizio di questa legislatura, ma per la verità anche nell'ultima parte della legislatura c'è stato un inizio, un percorso che è stato sottolineato da parte dei colleghi parlamentari interroganti, non ha seguito un iter regolare, nel senso che le osservazioni che hanno prodotto i deputati tengono conto come se si fosse trattato al tempo di una gara d'appalto. In realtà quella era solo una manifestazione di interesse che quindi non aveva necessità, per essere un atto compiuto formalmente in ordine a quelle che sono le dovute prescrizioni, soprattutto in ordine al via, soprattutto in ordine anche a quella che è la pubblicazione del dibattito pubblico di quell'articolo 26 del decreto 50 del 2016, e soprattutto il valore dell'importo della gara è stato valutato, sarà valutato al momento opportuno. Quindi, cercando nell'interrogazione di affrontare intanto un tema di principio, il governo precedente ha voluto formulare così una proposta, o quantomeno ha voluto rilevare se nel territorio, se vi fosse attorno al territorio siciliano l'interesse di imprese importanti che volessero partecipare a una sorta di offerta per realizzare in project financing l'iniziativa di carattere industriale, che andrebbe a concludere un percorso che è quello della finalizzazione di quella che è considerata da tutte le parti la chiusura di un progetto di economia circolare in un territorio come quello siciliano. Posto questo, quindi facciamo conto che le richieste che sono state avanzate, come voi sapete, sono 7. 5 non sono state considerate ammissibili come valutazione di carattere tecnico, per 2 si è voluto dire che c'è una, scusate però colleghi, anche per, uno si distrae, anche per dire che in buona sostanza siamo dinanzi a 2 imprese importanti che hanno manifestato un interesse a realizzare gli impianti. Ci sono anche delle considerazioni in ordine al materiale R3, R1 che fa parte, questo mi si consente ai colleghi parlamentari che hanno sottoscritto questa candidatura, di un bando che sia quello proprio che è il definitivo, cioè la Regione sollecita i project financing, quindi ci sarà ovviamente, che secondo i canoni dettati dalle procedure del project financing, presentata relativa istanza, e poi ci saranno le varie offerte come è normale che sia. Quindi il caso che noi qui andiamo a esaminare, escludendo un po' tutte le inadeguatezze a quelle che doveva essere in realtà un progetto, ma come tale non è stato presentato, lo ripeto, è stato presentato semplicemente come una ipotesi di lavoro, come un accenno a quello che potrebbe essere l'interesse da parte del sistema delle imprese, si è arrivati comunque a una consapevolezza che c'è un interesse, e su questa consapevolezza questo governo cercherà e cerca di costruire un percorso. Per costruire un percorso adeguato, ed è stato anche rilevato nell'interrogazione, ripeto, molto tecnica oltre che politica, ma come fate una gara d'appalto se non conoscete nemmeno i flussi? Ed è una domanda, un'osservazione giusta, è un'osservazione regolare. Di quanti devono essere, che quantità debbono avere, 350, 400, perché non c'è dubbio che se si adotta il sistema del project financing bisogna garantire il servizio, e soprattutto bisogna garantire a chi realizza l'impresa una quantità di prodotto. Quindi la prima questione che noi abbiamo affrontato con il governo è quello di capire di che cosa stiamo parlando, perché c'è un altro fatto abbastanza strano: aumenta la differenziata, in realtà l'indifferenziata praticamente resta la stessa. Quindi ci è sembrato opportuno, per affrontare in maniera sistematica
un argomento così rilevante, instaurare un rapporto di natura di accordo con l'università, perché l'Università di Palermo, è stata scelta l'Università di Palermo, possa attraverso la facoltà di ingegneria fare una variazione di quello che è lo strumento in questo momento vigente, stabilire praticamente che come dobbiamo individuare i flussi del conferimento, quindi stabilire le percentuali, in ordine alla percentuale stabilire quello che serve in questo territorio siciliano. Da lì scaturiscono non solo i numeri dei termovalorizzatori, ma scaturiscono anche la quantità di prodotto che debbono assorbire i termovalorizzatori, cioè cominciare a comprendere con esattezza il fenomeno del rifiuto in Sicilia. E questo noi l'abbiamo fatto, abbiamo sottoscritto proprio ieri questa convenzione che ci permetterà di acquisire una serie di dati che sono utili alla costruzione di un percorso che deve essere essenzialmente virtuoso. Allora, noi siamo praticamente per cercare di avere anche la possibilità di coinvolgere il sistema dell'SRR. Per chi ha costruito, e ce ne sono qui parlamentari, la norma del 2010, ricorderanno certamente che l'articolo 8 stabiliva la cosiddetta necessità che gli impianti fossero concepiti, sviluppati e realizzati dall'SRR, e su questo noi confermiamo l'impegno dell'SRR, però stante l'importanza dell'opera che si vuole realizzare, abbiamo deciso di sederci attorno a un tavolo con l'SRR e abbiamo anche sottoscritto una convenzione abbastanza articolata in cui l'SRR, ed è questa che abbiamo instaurato una stagione di collaborazione con l'SRR, non solo il supporto anche dei consigli di chi vive il territorio attraverso i loro tecnici, delle problematiche che ci sono in ordine al tema della raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma anche sottoscrivere questa delega al Presidente, al Governo regionale, affinché il Governo della Regione potesse assumere la titolarità di questa iniziativa, che è un'iniziativa importante, corposa, che ha bisogno anche di essere sorretta da un governo, in questo caso il Governo della Regione, e non da una piccola o grande che sia SRR. Devo dire che su queste 18 SRR hanno firmato in ben 16 ed è stata da parte loro non solo una valutazione positiva, a quello stesso abbiamo fatto con i sindacati, che a breve ci faranno avere anche le loro opinioni. Quindi questo è il percorso che noi abbiamo messo in campo. In ordine alla valutazione che proprio farà la facoltà di ingegneria, comprenderemo anche la tipologia di impianto che intendiamo mettere in campo ai fini della gara, perché riteniamo che debba essere fatto un percorso virtuoso, un percorso di rivisitazione in parte, perché scade a fine anno del piano dei rifiuti, quindi noi immaginiamo di aggiornare questo piano dei rifiuti, e con l'individuazione ovviamente dell'SRR dove si dovranno fare queste strutture, riteniamo che poi ci sia un giusto parere che deve essere espresso dal CTS, perché vogliamo sapere dove dobbiamo realizzare queste infrastrutture, e infrastrutture che siano condivise dal Comitato Tecnico Scientifico. Questo è il quadro che abbiamo messo in campo con buona volontà dell'SRR, che ringrazio per il rapporto, dei sindacati, degli uffici, perché a mio parere questo è un passaggio fondamentale della strategia che questo Parlamento, che sarà continuamente informato dal Governo, deve dotarsi a proposito dell'economia circolare, cioè della conclusione di quello che deve essere il progetto della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Onorevole Spada, Cracolici, sì, prego onorevole. Ma nella disattenzione generale dell'Aula abbiamo ascoltato cose molto importanti da parte del Governo in risposta a queste interrogazioni. Primo, abbiamo sentito per voce dell'assessore Di Mauro che la procedura messa in campo da parte del Governo precedente trattavasi di acqua fresca, cioè per sostenere una campagna ideologica e
è sostanzialmente strumentale, il Governo, in assenza di qualunque dato tecnico, addirittura l'assessore Di Mauro ha comunicato all'Aula che in Sicilia abbiamo un dato che grida, come dire, necessità di approfondimento quantomeno, cioè a fronte di un aumento della raccolta differenziata non diminuisce l'indifferenziata. Quindi delle due l'una: o aumentiamo la produzione di rifiuti perché nel frattempo è cresciuta l'economia, l'attività o il numero di abitanti, eppure abbiamo anche un dato demografico che riduce il numero di abitanti in Sicilia e non è compensato dall'immigrazione che sbarca in Sicilia ma immediatamente si trasferisce fuori dalla Sicilia. Eppure i dati della indifferenziata continuano, l'assessore dice, a non diminuire. Immagino voleva dire che forse continuano ad aumentare anche a fronte del sistema di aumento della differenziata. Quindi c'è qualcosa che non torna. Vorrei ricordare che il conferimento in discarica, la gran parte discariche private, i cittadini siciliani la pagano attraverso l'SRR nonché i comuni, e quindi se la indifferenziata non si riduce, e io la prendo per buona, vuol dire e aumenta la differenziata, c'è qualcuno che ha truccato le carte. Mi auguro che il Governo voglia fare tutti gli approfondimenti, perché qui siamo non al danno erariale ma siamo alla truffa organizzata ai danni dei cittadini della Sicilia. Seconda questione: il Governo ha fatto una manifestazione di interesse, bontà sua, per sapere se ci sono soggetti interessati a realizzare degli impianti di termovalorizzazione, inceneritore, chiamatelo come volete. Ma si può fare una manifestazione di interessi se non hai dei dati di riferimento? Perché una cosa è costruire un impianto per 1 milione di tonnellate da smaltire attraverso termovalorizzazione, altra cosa è su 400.000, altra cosa è se ne devi fare 2, altra cosa se devi chiudere il ciclo all'interno dell'SRR come previsto dalla legge 9, che individua il perimetro geografico dell'SRR come un sistema chiuso nel quale il sistema di smaltimento deve essere, come dire, deve avere una circolazione al massimo, diciamo, all'interno dell'SRR o comunque con SRR di prossimità. Quindi si fa una manifestazione di interesse per sapere cosa? Nulla. E lo dico all'assessore Di Mauro, che credo che con molta onestà ha riferito dei dati. Vorrei ricordare che quel signore che si è presentato mesi fa come il Presidente della Regione in assoluta continuità col governo precedente, nella continuità c'è quella truffa, perché quella è una truffa, caro assessore Di Mauro, una truffa a danno degli elettori, perché si è detto ai siciliani che il governo Musumeci, nonché il nuovo presidente in continuità Musu Schifani, lo chiamiamo così, va bene? Musu Schifani sostanzialmente ha venduto la Fontana di Trevi ai siciliani, non avendo la Fontana di Trevi e neanche individuando i compratori per poterla vendere. Eppure continuiamo a chiacchierare: termovalorizzatori sì, termovalorizzatori no, bisogna fare i termovalorizzatori. Scusate, assessore, lei ha detto che il piano dei rifiuti sta per scadere, provvederà addirittura a un aggiornamento, ma questo piano dei rifiuti, per cui avete, immagino, sottoscritto una nuova convenzione con l'Università di Palermo per aggiornare, forse avere per la prima volta i dati che possano giustificare qualunque pianificazione. Perché come si fa a fare una pianificazione sul sistema dei rifiuti se non si hanno i dati di partenza?
Siamo all'imbroglio istituzionale a danno dei sindaci. Noi abbiamo discusso qualche minuto fa un'altra interrogazione, ma che ha paradossalmente, come dire, mostrato che le vittime di questo sistema folle che mantiene un sistema privato, ripeto e mi assumo la responsabilità di quello che dico, Assessore Di Mauro mi ascolti, che quelle cose di oggi serviranno anche per il futuro. Scusate colleghi, un po' di rispetto, sta parlando il collega Cracolici. Le cose di cui stiamo parlando oggi e le sue dichiarazioni serviranno anche per il futuro, in altre sedi. Allora, è evidente che qui poi le vittime di tutto questo sistema folle sono poi i sindaci, che sono alla fine. Quell'interrogazione nasce, l'assessore lo ricorderà, perché una delegazione di sindaci del palermitano improvvisamente si sono trovati impediti a poter conferire all'impianto di Trapani, perché nel frattempo Trapani aveva interrotto, come dire, il conferimento presso la propria discarica e aveva contemporaneamente la discarica di Bellolampo chiusa, perché anche qui prima o poi bisognerà chiarirlo se la discarica di Bellolampo è una discarica regionale, comprensoriale e non esclusivamente, come dire, utilizzata dal singolo comune di Palermo, che può decidere questo sì e questo no in maniera assolutamente inaccettabile. Allora, credo che questa questione, Assessore, e io ne ho apprezzato tra le righe nel politichese di un uomo navigato che ha detto e non detto, ma ha detto sostanzialmente che tutto quello che si è fatto prima è pura letteratura, che non serve neanche a studiarla, ma a prendere a preso Onorevole in giro i Cracolici, lo siciliani. invito a concludere, grazie. Quando ho tempo, con calma, diciamo, non stabilisca lei i tempi. Lei mi ha dato la parola per replicare. Poteva chiedermi anche se volevo anticipare l'interrogazione presentandola. Detto questo, quindi io chiedo al Governo, e lo chiedevamo anche nell'interrogazione precedente, Assessore, bisogna venire in aula e dire il Governo cosa vuole fare. Lo dica con un provvedimento legislativo. Dobbiamo superare il modello dell'SRR per fare impianti di tipo sovra SRR? Si dica per legge. Volete fare un termovalorizzatore 2, 10, 100? Ci portate nessuno ideologismo. Portateci i dati veri e discutiamo del futuro dei rifiuti in Sicilia. Non da anni, come siamo costretti a discutere, solo di emergenza in emergenza, senza che si sia affrontato un nodo essenziale. Nessun impianto pubblico è stato realizzato dopo 15 anni dalla legge 9 o giù di lì, che prevedeva impianti pubblici all'interno dell'SRR per fare il sistema di smaltimento e gestire il ciclo dei rifiuti fino a ritenere una frazione residua, la frazione sia di conferimento o di termovalorizzazione. Ma come si sta vedendo, la frazione residua, che doveva essere a valle di un lavoro di trasformazione del rifiuto, è la frazione essenziale e addirittura dopo anni aumenta a scapito dei siciliani e per garantire i conti correnti di organizzazioni che gestiscono alcune discariche, alcune di esse malavitose, perché mai come in questo settore dei rifiuti la immondizia puzza, non solo perché fa puzza l'immondizia, ma anche chi la riceve. Rispondo, onorevole Cracolici. Soddisfatto o insoddisfatto? Decida lei come sa. No, parzialmente. Prego, onorevole Assessore. Insoddisfatto. Numero 96, notizie in merito agli interventi. Non è presa replica. Assessore, No, Presidente. notizie in merito agli interventi di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario dismesso di Pasquasia nel comune di Enna. C'era la comunicazione del... L'onorevole Sciotto. L'onorevole Sciotto è in congedo. Prego, Assessore. Ora,
e vorrei rispondere all'onorevole Cracolici dicendo, potrei dire una cosa banalissima, noi abbiamo iniziato la nostra esperienza il 16 novembre e quindi, come? Sto rispondendo all'intervento che, no, non ho capito nemmeno qual è, quindi dicendo abbiamo assunto l'onere del governo il 16 novembre, avete presentato un'interrogazione, lo ripeto per l'ennesima volta, molto dettagliata, molto tecnica, politicamente anche interessante e io ho risposto per quello che è il mio dovere di una persona che si siede in un posto che è stato, questo è successo con Crosta, scusate, con il presidente Lombardo, è successo poi con il suo successore, è successo poi nel governo precedente in cui non c'è stato, ecco, uno straordinario sforzo da parte di tutti di indicare delle persone che si tuffassero in questo argomento con molto impegno. Ma non c'è dubbio che i dati che io ho detto sono dati punti essenziali per partire ad affrontare un argomento così importante che negli ultimi 20 anni ci ha tartassato con una lievitazione dei costi del conferimento dei rifiuti, non sapendo, perché una persona che è malavitosa non dovrebbe avere la concessione a svolgere un servizio pubblico, tralasciando questo aspetto e che ovviamente è una cosa che non è comprensibile e che l'idea che noi dobbiamo avere è che spendere tanto quanto serve perché ci possa essere un buon servizio a un costo minore. Questo è l'obiettivo che ha il governo. Per avere questo obiettivo dobbiamo partire dai punti essenziali, perché se c'è la buona volontà, credo da parte di tutti, di vedere concluso questo percorso, e cioè attraverso la realizzazione del termovalorizzatori, io per primo, onorevole Cracolucci ricorderà certamente insieme a lei che avevamo delle perplessità in ordine ai termovalorizzatori di tanti anni fa, ma quello era una cosa diversa, quello era non un termovalorizzatore per una porzione di un territorio siciliano, quello era un termovalorizzatore di tante aree geografiche dell'Italia meridionale e che quindi la Sicilia diventava il riferimento di tutta una serie di situazioni che riguardavano il tema dei rifiuti e su questo noi ci opponiamo. Noi vogliamo essere autonomi, così come prevede la legge regionale, non siamo disponibili a continuare a far pagare ai cittadini 380 euro in alcune discariche come quella di Lentini, dove non esiste più la discarica, questo per capirlo tutti, esiste il TMB che poi il prodotto viene portato praticamente all'estero. Allora qui dobbiamo essere tutti senza guardare più indietro, perché le colpe sono di tutti, compreso mio che ero qui in questo Parlamento, e cercare di confrontarci serenamente e senza animosità per raggiungere un obiettivo che è quello di fare un servizio efficiente al minor costo possibile. Qual è l'altra interrogazione, Presidente? Che è la 96? Sì, messa in sicurezza del sito minerario dismesso di Pasquasia nel comune di Enna. Sì. Allora, con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano le tempistiche per l'avvio degli interventi di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario dismesso di Pasquasia e quali coperture finanziarie siano state programmate per l'esecuzione dei lavori necessari. Inoltre viene chiesto quali iniziative verranno poste in essere a seguito dell'ultimazione del lavoro di bonifica per rifunzionalizzare e valorizzare la miniera creando sviluppo e occupazione. Al riguardo, sentiti gli uffici del Dipartimento, si rappresenta quanto segue. Con nota 1556 del 18 febbraio 2020, l'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità pro tempore chiedeva di verificare la conferibilità dell'amianto in miniere possibilmente in mano pubblica esaurite, così come avviene in molte realtà del nord d'Europa, evitando di utilizzare volumetrie in discarica, allungando ulteriormente tempistiche correlate e attività per il concretamento dell'iniziativa. Con delibera 220 del 2021 la Giunta regionale della Regione Siciliana ha approvato il piano di protezione dell'ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.
con decreto presidenziale del 25 giugno 2021 di approvazione del piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, si evidenzia che nei siti minerari dismessi di Contrada Bosco nel comune di San Cataldo e Pasquasia nel comune di Enna sono presenti capannoni e altri fabbricati con coperture in cemento amianto ormai in pessimo stato, che per la loro grande estensione renderebbero antieconomico e lo smaltimento in siti molto lontani. Peraltro l'utilizzo di queste aree abbastanza lontane dai centri abitati e già a vocazione industriale non comporterebbero un consumo di suolo destinato all'agricoltura o ad altre attività, né tantomeno di suolo ancora non sfruttato. In tale aree, ben inteso all'interno delle gallerie e dei pozzi minerari, potrebbero pertanto realizzarsi un sito per impianto di smaltimento finale per amianto secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, compatibilmente con le esigenze di custodia nel caso in cui siano oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e più generale di bonifica. Il Dipartimento Acqua e Rifiuti in esecuzione della delibera 220 del 2021 e del decreto del Presidente del 25 giugno 2021, pubblicato sulla CURSI numero 30 e 16 luglio 2021, di approvazione del piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto, si evidenziava che nei siti minerari dismessi di Contrada Bosco nel comune di San Cataldo e Pasquasia nel comune di Enna ha previsto di realizzare, redigendo un progetto preliminare all'interno del sito minerario in argomento, una cella per lo smaltimento dell'amianto dismesso dai fabbricati e quello raccolto dalle aree dove attualmente è sparso. Successivamente il Dipartimento ha provveduto a pubblicare un apposito avviso per l'affidamento della redazione di un progetto, il coordinamento della sicurezza in base a progettazione e le prestazioni professionali di un geologo per affiancare l'attuale progettista al fine di redigere un progetto di messa in sicurezza ambientale del sito minerario dismesso e un progetto per la realizzazione di una cella per lo smaltimento dell'amianto all'interno dello stesso complesso minerario Pasquasia. L'avviso è attualmente in valutazione. Effettuata tale progettazione si provvederà a verificare, approvare e validare il progetto e conseguentemente a trasmettere la documentazione all'URECA di Enna al fine di effettuare lavori di messa in sicurezza ambientale con smaltimento dell'amianto all'interno della cella realizzata nel sito minerario. La copertura finanziaria dell'intervento, pari a circa 17 milioni, e a valere delle somme derivanti dalla chiusura della contabilità speciale numero 2854 OCDPC numero 44 del 21-23, che è stato possibile utilizzare a seguito della stipula di un nuovo accordo di programma per la bonifica e il recupero ambientale dei siti ex attivi del comprensorio delle miniere saline dismesse nella provincia di Enna, miniere di Pasquasia, sottoscritta in data 29 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana. Il libero consorzio comunale di Enna, Comune di Enna, approvato con decreto 199 del 30/12/2020, registrato alla Corte dei Conti al numero 467 del 2021. In secondo ordine, questo dito relativo alle eventuali iniziative che verranno poste in essere a seguito dell'ultimazione dei lavori di bonifica per rifunzionalizzare e valorizzare la miniera, va preliminarmente sottolineato che il sito minerario è stato dismesso sin dal 1994, quando l'assessorato industria accetta la richiesta di revoca della concessione mineraria di sali alcalini misti denominata Pasquasia, sottolineando la responsabilità di Italcali della custodia del giacimento e di tutte le sue pertinenze minerarie anche durante il periodo di attesa relativo all'espletamento dell'iter formale di revoca. Tramite il decreto assessoriale 51 del 1995, in data 1995, viene decretato il decadimento di Italcali dal diritto di coltivazione del giacimento di Pasquasia, le cui pertinenze vengono consegnate all'ente minerario siciliano in data 12/10/95. Successivamente, per effetto dell'applicazione della legge regionale 8/95, vengono avviati lavori socialmente utili, con l'obiettivo di mettere a punto e attuare un programma di manutenzione
di alcuni impianti e strutture. Il primo periodo di applicazione dei lavoratori socialmente utili va da febbraio ad aprile 96, con la ripresa del luglio 96 in seguito ai disagi provocati dall'occupazione del suolo da parte del lavoratore. Sempre nello stesso periodo, inoltre, si verifica un incendio che interessa un capannone contenente materiale d'archivio della miniera. Dopo 4 anni dall'interruzione dell'attività di estrazione, nel 96 il distretto minerario di Caltanissetta redige un documento relativo allo studio sulle possibilità di ripresa dell'attività produttiva della miniera di Pasquasia. Le conclusioni adotte puntano a un esito negativo, in quanto la ripresa produttiva dell'unità mineraria in questione risulta impegnativa e incerta nei suoi possibili esiti e sviluppi. Ad oggi, quindi, all'interno di una modesta porzione dell'intera area di concessione sono ancora dislocate le infrastrutture e ciò che è rimasto degli impianti di quello che un tempo è stato il compendio produttivo della miniera. L'abbandono senza nessuna previsione di manutenzione e il tempo hanno reso fatiscente ormai la quasi totalità di detti impianti, per i quali un'eventuale possibile riconversione potrebbe avvenire soltanto con l'impiego di ingenti risorse e pertanto risulterebbe estremamente antieconomica. L'onorevole Burtone si ritiene soddisfatto? Parzialmente. Ah, Perfetto. ok, grazie. Parzialmente soddisfatto. Andiamo alla... Interrogazione numero 104. Chiarimenti sul rilascio delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici sui terreni a destinazione agricola. La 104. Presidente, sì, grazie. La interrogazione è un'interrogazione diciamo così abbastanza concreta, che tocca un punto importante di quello che sta succedendo in questi giorni. Noi abbiamo approvato, intanto col DM 2010 è stato approvato tutta la strutturazione di quelle che sono le condizioni per cui un'area si debba dichiarare idonea oppure non si debba dichiarare non idonea. La competenza della dichiarazione della non idoneità dei terreni è assegnata praticamente questo al governo della regione. E noi abbiamo già predisposto questa sorta di documento che serve a fare chiarezza su quelle che sono le iniziative che debbono essere portate avanti da parte degli imprenditori, ma serve anche a non scoraggiare, perché un conto è riuscire ad avere chiarezza sulle cose, un conto è immaginare di bloccare queste cose. Allora, su questo argomento noi abbiamo redatto un documento che alla firma che metteremo da domani alla firma del Presidente, che è stato condiviso con noi, che ricalca anche la strutturazione del PEARS. E se ricorderete, il PEARS indicava delle priorità, e delle priorità erano legate naturalmente ai 701 siti di cave e miniere, ai 4 siti SIN che sono importanti, ai 511 siti che di luoghi da bonificare. Questo perché? Perché se riuscissimo noi a fare un'operazione anche di caratterizzazione, prima ancora della chiusura di quella che poteva essere 20 anni fa una discarica, è certamente un contributo importante che noi potremmo dare, perché la caratterizzazione, e per questo abbiamo già individuato 10 milioni di euro per fare in modo che sia contezza precisa di che cosa è una discarica abbandonata, se è il caso che può essere ormai diciamo estraneo a qualsiasi fenomeno di inquinamento, e che quindi si può benissimo procedere anche nella ricerca del mercato a soggetti che hanno interesse o hanno intenzione, meglio ancora, di andare a realizzare impianti da bonificare, luoghi dove realizzare gli impianti. E certo, fatto divieto assoluto di realizzare impianti di rinnovabili laddove ci sono terreni interessati da
iniziative importanti che sono state finanziate dalla Commissione europea. Sarebbe oltremodo sbagliato andare a realizzare strutture di questo tipo in aree che sono state nel tempo coinvolte in procedimenti di DOP, di DOC o di GP o di altre cose similari. Quindi la ricerca perché si vada praticamente a individuare i terreni che sono idonei sono i terreni cosiddetti agricoli degradati, i terreni che per mano dell'iniziativa che è stata prodotta nel tempo non sono più in grado di determinare a favore di quel determinato terreno una valorizzazione in termini di agricoltura. Quindi è giusto che l'imprenditore scelga una via alternativa. Noi in questa fase abbiamo soltanto l'obbligo che scaturisce dalla legislazione nazionale di determinare le aree non idonee. Successivamente alla firma di questo decreto noi avremo l'obbligo di determinare la mappatura del territorio siciliano. Il decreto domani sarà messo alla firma lasciatemelo dire, anche alla consapevolezza, al confronto col Presidente, perché è un documento che, pur ricalcando quello che è il DM del 2010, ha necessità però di essere verificato e considerato come tale, cioè apprezzabile da parte del Presidente della Regione. Campo, si ritiene soddisfatto? Ecco. Onorevole Sunseri, prego. Grazie Presidente. È un tema che questa Assemblea e questa Regione tratta da anni, però la risposta dell'assessore è a parte incompleta, o meglio in parte incompleta, e faccio riferimento soprattutto alle dichiarazioni che ha rilasciato il Presidente della Regione proprio qualche settimana addietro, dicendo di aver bloccato tutto quello che riguarda le autorizzazioni del campo fotovoltaico, soprattutto su terreni agricoli. Ecco, noi su questo, Presidente, abbiamo chiesto un'audizione in Commissione Attività Produttiva e in Commissione Ambiente affinché il Presidente della Regione e l'assessore vengano a riferire per capire bene cosa voglia dire blocchiamo le autorizzazioni agli impianti fotovoltaici nella nostra regione e soprattutto capire quali sono le volontà del Presidente della Regione e dell'assessore in merito al rilascio delle autorizzazioni e alle misure di compensazione per i danni che la nostra terra, la nostra regione, i nostri terreni possano subire da queste autorizzazioni che poi dovranno a un certo punto essere concesse. Noi abbiamo già depositato un disegno di legge sull'eolico, uno sul fotovoltaico, proprio per provare a trattare l'argomento in maniera completa, ma questo ripeto ormai da anni, proprio perché sembrava ci fosse un minimo di confusione nella gestione di questi mega impianti all'interno della nostra regione. Allora quello che chiediamo è che al di là dei comunicati stampa e delle dichiarazioni fatte ai giornalisti da parte del Presidente della Regione, che si venga in assemblea a relazionare il Parlamento su quello che si vuol fare sui terreni agricoli siciliani, sulle nostre produzioni e soprattutto sulle realizzazioni degli importantissimi impianti fotovoltaici che permettono quella riconversione green che la nostra terra attende da troppo tempo. Quindi al di là delle risposte sul caso specifico o delle dichiarazioni stampa, vorremmo che su un punto così importante, perché parliamo di energia verde, parliamo soprattutto della nostra agricoltura, preferiremmo che il Presidente della Regione, a seguito delle sue dichiarazioni stampa, e l'assessore venissero in assemblea a discutere su quali sono le azioni che vogliono portare avanti nel prossimo futuro. Grazie. Grazie onorevole Sunseri. Parzialmente o insoddisfatto? Insoddisfatto o parzialmente? Parzialmente, ok. Passiamo alla numero 166. Chiarimenti sulla pulizia del fiume Dirillo e del torrente Ficuzza, nonché della gestione della diga Ragoletto nel territorio a confine tra Cate e Gela. Prego, Assessore. Presidente, questa interrogazione non è competenza nostra, è competenza delle autorità di bacino. Noi non trattiamo questo argomento. Assessore, però è stato delegato lei. Non le risulta? Non mi risulta che sia stato delegato. Dico che è una per carità, mi posso informare? Va bene, Assessore, andiamo alla prossima. No, per essere... Ok, grazie. Andiamo alla prossima. La numero 15. Iniziative per la realizzazione di un piano di razionamento e di utilizzo dell'acqua in eccesso delle dighe. Sì.
Allora, con il documento in esame gli onorevoli interpellanti richiedono di conoscere quali siano le iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di razionamento e riutilizzo delle acque in eccesso delle dighe. Io rispondo per la parte delle dighe, insomma. Al riguardo, il riscontro alle richieste formulate relativamente allo stato dei piani di gestione delle dighe e nello specifico nel conoscere quando siano stati vitimati dall'autorità di bacino e quanti di queste siano state appaltate, rappresenta che con riferimento alle 26 dighe gestite dal Dipartimento Acqua e Rifiuti attraverso il servizio S3 per ben 24 di esse, 23 in esercizio più una in base completamento per Rossa, si è fatto un importante appalto che è stato aggiudicato, restano escluse numero 1 da realizzare Blufi e numero 1 esercizio Pasquasia, sono stati tutti affidati ed avviati servizi di ingegneria utili alla predisposizione dei progetti di gestione degli invasi. In atto solo uno di Sueri è ancora in fase di redazione, fase di appalto. Tutti gli altri sono stati predisposti, è stato avviato l'iter finalizzato alla loro approvazione da parte dell'autorità del bacino idrografico della Sicilia. Allo stato dei 22 progetti di gestione invasi ultimati ne sono stati approvati 12. C'è stata un'accelerazione in quest'ultimo periodo, c'è un buon rapporto con il Dipartimento dell'autorità di bacino e c'è stata un'intensa collaborazione e vari tavoli di discussione in cui abbiamo già raggiunto l'obiettivo di 12. Nella tabella si riporta lo stato di procedura per ciascuna città. Con riferimento ai 12 piani approvati, nessuno è stato avviato in quanto sprovvisto di copertura finanziaria. In tal senso è appena il caso di rilevare che il costo medio necessario per rimuovere, caratterizzare e smaltire i sedimenti dei laghi artificiali è estremamente elevato, circa 90 euro per metro cubo, tenendo conto delle valutazioni desunte dei piani di gestione, come si evince qui dall'iter di seguito. Con riferimento alla richiesta di revisione della cosiddetta limitazione di invasi, anche alla luce delle reali criticità che giustificano i limiti di riempimento di ciascun invaso, si evidenzia che le limitazioni all'invaso vengono imposte dall'organo statale di controllo sulle dighe incardinato nel Dipartimento questo locale che c'è delle dighe. Questo Dipartimento ha avviato una serie di interventi, alcuni ultimati anche in corso di esecuzione, taluni in fase di progettazione con necessità di successivo impegno economico, finanziati con diversi strumenti finalizzati a rimuovere alcune criticità e consentire il recupero di capacità utile con la rimozione e l'attenuazione delle limitazioni imposte. Per quanto concerne il coordinamento delle azioni volte a fronteggiare la crisi idrica, si rappresenta che lo stesso è affidato all'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e non a questo assessorato. Nello specifico l'autorità acquisisce le informazioni relative allo stato di riempimento degli invasi, nonché le richieste di attingimento su base annua da parte dei soggetti utilizzatori delle risorse idriche stoccate e quindi attua con propri provvedimenti la pianificazione di utilizzo dei volumi disponibili tenendo conto del livello di interrimento dei laghi e del volume minimo necessario a salvaguardare la salute della fauna ittica. La pianificazione subisce adattamenti a seguito della valutazione dell'eventuale instaurarsi di condizioni di criticità conseguente al raggiungimento dei livelli di soglia del lago. In riferimento al potenziale superamento delle linee guida delle linee di guardia, si evidenzia che il rilascio idrico a valle degli sbarramenti al raggiungimento delle quote lago autorizzate, esercitato attraverso gli scarichi della diga, è uno scenario che si verifica soprattutto nelle stagioni invernali. Nel caso in cui si compie la necessità di operare l'alleggerimento volumetrico da invaso, gli uffici di questo assessorato allertano come prassi degli utilizzatori, invitando a prelevare la maggior quantità idrica possibile allo scopo di minimizzare i volumi rilasciati in alveo che per gravità defluiscono verso il corpo idrico del ricettore. È auspicio di riuscire a minimizzare i volumi idrici scaricati senza utilizzo, massimizzando di contro quelli prelevati dai soggetti utilizzatori e anche non con attingimenti maggiori della domanda media richiesta. Soddisfatto? Ok, grazie. Andiamo. Insoddisfatto? Soddisfatto.
Andiamo all'interpellanza numero 18, iniziative per fronteggiare l'aumento dei costi energetici nelle aziende sanitarie della Regione. Noi abbiamo adottato come governo delle misure a favore delle famiglie, a favore anche delle imprese. In realtà, a seguito della interrogazione, ho avuto modo di verificare che sul sistema sanitario non c'è stata un'attenzione in questo senso. È chiaro che su questo è un punto importante, perché ci sono molte strutture private che hanno subito, come tante altre strutture imprenditoriali, questo aumento, e c'è stato in atto dei documenti approvati da parte del Governo un forte intervento, credo, se ricordo bene, 350 milioni di euro a favore del sistema delle imprese, con eccezione appunto della sanità. Per quanto mi riguarda, farò in modo che confrontandomi con l'assessore alla sanità e col Presidente, farò presente questo vulnus che si è creato e che, fermo restando le risorse da intercettare, di venire incontro anche alle imprese che operano nel mondo sanitario. Sempre insoddisfatto, va bene. Continuiamo. L'ultima, la 247, revoca dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, dell'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica al dottor Salvatore Taormina. L'assessore, per fortuna, purtroppo non è competente, no, va bene, ma non c'è oggi, sta chiamando l'assessore agli enti locali. No, bravo, non c'è oggi la rubrica degli enti locali, assessore. Va bene. L'assessore conferma che non ha avuto Assessore Di Mauro, ha avuto deroga a rispondere? No? Va bene, grazie. Allora, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Invito la Commissione a prendere posto. Chi è come si chiama? Daidone? Presidente Daidone. Prego, Presidente. Sospendo l'Aula per 5 minuti. La seduta riprende, chiedo ai colleghi di prendere posto. Intanto mi arriva comunicazione di congedo dell'onorevole Assenza e dell'onorevole La Roccaruvolo. D'accordo con l'Aula abbiamo deciso di invertire l'ordine dei disegni di legge, pertanto passeremo al disegno di legge sulle farmacie rurali. Chiedo alla sesta commissione a prendere posto. Sesta, perché abbiamo fatto un cambio. C'è l'onorevole Laccoto. Onorevole Laccoto, Presidente Laccoto, se ci facesse la relazione rispetto al disegno di legge. Guardi, la relazione io credo che sia quella da rimettere all'Aula e quindi possiamo praticamente iniziare subito la votazione. Se non ci sono interventi possiamo direttamente passare avanti, ma soltanto l'onorevole De Leo mi sembra che avesse chiesto parola. Prego, onorevole De Leo. Sì, grazie Presidente. Sarò brevissimo. Io intervengo perché questo disegno di legge è molto importante e mi onoro di essere il proponente e primo firmatario insieme al collega Lavardera e a tutti gli altri colleghi. Al di là del problema avuto durante la finanziaria, che definirei problema tecnico, oggi abbiamo la possibilità di intervenire sulla rideterminazione dell'indennità per le farmacie rurali attraverso un provvedimento ad hoc. Per questo vorrei ringraziare l'assessore Falcone per la disponibilità e l'impegno.
vorrei ringraziare il Presidente della Commissione Sanità e tutti i colleghi componenti per la loro attenzione. Cari colleghi, con questo DDL interveniamo per garantire degli importanti presidi di salute pubblica e per evitare la chiusura di tantissime farmacie rurali, che sarebbe un problema, e questo comporterebbe un grave danno sia per le nostre comunità ma per la stessa Regione, che dovrebbe garantire i servizi. Oggi con questo provvedimento stiamo tutelando la salute umana nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. Stiamo garantendo l'assistenza farmaceutica nei comuni sotto i 5.000 abitanti, nelle frazioni, nei villaggi, nelle zone rurali, dove i farmacisti sono punti di riferimento per i cittadini. E sono certo che l'approvazione sarà un risultato importante per l'intera Aula. Grazie. Grazie onorevole De Leo. Allora possiamo direttamente passare all'articolo 1. C'è un emendamento a firma della Commissione che sarebbe l'1.1. Chi è a favore? Il parere del Governo? È nel fascicolo degli emendamenti. C'era un errore, se mi consentite, c'era un errore materiale nella finanziaria che con questo emendamento viene corretto. L'onorevole Cracolici ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà. No, Prego. io ho sentito l'onorevole Laccoto, dice c'è un errore nella finanziaria, ma qui stiamo intervenendo su una legge dell'87 che non è, mi pare, la finanziaria. Stiamo sopprimendo l'articolo 4 della legge 8 dell'87. Posso sapere di che cosa parliamo? La finanziaria non c'entra niente. O no? Onorevole Cracolici, se prendesse l'articolo 1 del testo lo trova all'interno. Aspetti un attimo che le dico dove. Allora, l'articolo 1 è il testo, c'è il comma 2, Qua sotto. aspetta. Come vedrà nel comma all'articolo 1 che il comma 2 e il comma 4 sono uguali, quindi stiamo Ok. una duplicazione, no, il comma 2 Onorevole Cracolici, al comma 2. Scusatemi, c'era ripetuto Aspetta. 2 volte nel testo, quindi Sì, che fatto? e allora o glielo spieghiamo un secondo all'onorevole Cracolici, visto che Presidente Laccoto l'ha seguita chiaramente lei. Presidente Laccoto. Allora, c'era praticamente un errore perché era ripetuto 2 volte nel testo. E quindi non è che stiamo modificando, stiamo tagliando quella parte che era ripetuta per 2 volte nel testo. Poi nel corso della finanziaria, rispetto a quello che era il testo originario, per errore materiale sono state inserite praticamente delle somme diverse da quello che era il testo originario. Per questo abbiamo praticamente fatto questo. L'onorevole Di Pasquale ha chiesto di intervenire. Prego, onorevole. Signor Presidente della Regione, assessori, colleghi parlamentari, io nel merito non ho nulla da dire, è un atto, lo conosco poco, però una cosa non posso non farla rilevare. Dopo la sospensione abbiamo aspettato che arrivassero quel minimo di deputati per tenere una maggioranza. In questo momento siamo 49, no, nessuno si deve seccare perché siamo qui, se volete noi ce ne possiamo andare. Siamo 49, di cui 20 sono della minoranza e il numero legale è 34. È dovuto venire di corsa anche il Presidente della Regione, che saluto e che ringrazio. Lo dico e rimarremo qui a tenere il numero legale, lo dico perché poi qualche collega che oggi non c'è, poi ci considera che siamo anche assenteisti, tipo l'onorevole Abbate, che purtroppo oggi manca e non garantisce
il numero legale insieme ad altri componenti della maggioranza. No, Presidente, non ci costringete ad andarcene. No. Noi siamo qui, stiamo rimanendo, ma è legittimo che noi oggi rimarchiamo che la maggioranza non è tutta presente, che stiamo andando avanti grazie alla presenza e alla responsabilità dell'opposizione. Dopodiché, se mi permette, siccome poi l'onorevole Abbate i giornali, mi scusi, non ce n'è giustificazione, qua non c'è oggi. E oggi si sapeva che dovevamo votare, non solo, mancano anche altri che sono in manifestazioni pubbliche. Cioè, non mi faccia continuare che è ancora peggio, però noi non possiamo rimarcare, noi siamo qui. Grazie onorevole Di Pasquale. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. Prego onorevole. Ora mi è più chiaro, onorevole Laccoto. Quindi, se ho capito bene, però vorrei che Laccoto mi ascoltasse. Noi con questa norma, con questo emendamento, vogliamo abrogare una cosa che è contenuta nel testo che stiamo votando oggi e che è contenuta per 2 volte. Il comma 2 è un comma 2 di riscrittura che c'è trascritto che è uguale al comma 2. Quindi dopo il comma 5 c'è un punto 2 che è uguale al comma 2. Allora, noi non stiamo andando ad abrogare la legge dell'87, perché la legge dell'87 la abroga il comma 2, perché se facessimo proprio quell'emendamento così come è stato scritto, abrogheremmo l'articolo 4 tout court, al di là di come è scritto e dove è scritto. Quindi io quello che voglio capire è una cosa, nel merito, noi vogliamo abrogare, dov'è l'assessore alla sanità? Non c'è. Vabbè. Presidente, mi ascolti. Vogliamo abrogare che il finanziamento per le farmacie rurali è a carico del Fondo Sanitario regionale e nazionale? Perché se abroghiamo il comma all'articolo 4, come si chiama? Articolo 4 della legge 8 dell'87, stiamo abrogando il principio che il finanziamento alle farmacie rurali è all'interno del fondo. Quindi la domanda è: come li finanziamo? Perché delle due l'una, o abroghiamo la fonte finanziaria e quindi diamo una nuova copertura finanziaria, o ci limitiamo a... E siccome lo fa ripetutamente questo disegno di legge, vorrei capire come si finanziano le farmacie rurali, al di là del fatto che sia scritto 2 volte. Ed è chiaramente un errore, un fatto tecnico, ma il punto di sostanza, se abroghiamo l'articolo 8 dell'articolo 4 della legge 8, come si finanziano le farmacie rurali se non è più il fondo sanitario? Ok, grazie onorevole Cracolici. Mi sono confrontato con gli uffici. Intanto sostanzialmente la soppressione è proprio relativa al fatto che è scritto 2 volte. Sulla questione invece del come finanziare trova risposta al comma 5 dove c'è scritto agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 1.995.000. Si provvede a valere sul fondo sanitario. Si provvede a valere sul fondo sanitario regionale. Fondo sanitario. Noi cofinanziamo il Fondo Sanitario Nazionale per il 40, speriamo nel prossimo anno meno, ma ad oggi lo finanziamo per il 49,1%, che è il Fondo Sanitario assegnato alla Regione. Quindi, se scriviamo che abroghiamo la norma che si finanzia col Fondo Sanitario, che è cofinanziato dalla Regione, mi spiegate che cos'è il Fondo Sanitario regionale? C'è un fondo proprio della Regione che finanzi il Fondo Sanitario regionale? Non credo. Quindi non credo che questa operazione funzioni. Va bene. Intanto c'è nel testo Prego. che viene al computer, non sono esatte le cifre, perdonatemi, perché quello che è caricato, scusatemi, a decorrere dell'anno 2023, lo leggo preciso, l'assessore regionale della salute provvede ad erogare ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 68 numero 221
e successive modificazioni e integrazioni l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicato. E queste sono le cifre esatte. Euro 25.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti. B. Euro 16.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti. C. Euro 11.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti. D. Euro 8.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a 1.000 abitanti. E. Euro 2.938 per le farmacie ubicate con popolazione e 5.169 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti. F. Euro 2.938 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente dal 2001 e fino a 3.000 abitanti. Perfetto, e qui avevamo una cosa sbagliata. L'articolo 4 della legge non può essere, questa non è la parte economica, non l'abbiamo fatto noi. Io ritengo che lì si possa mettere è così modificato, non abrogato. Ha chiesto di intervenire intanto l'onorevole Catanzaro. Prego, onorevole. C'è il microfono manca. Grazie Presidente. Abbiamo sospeso l'Aula attendendo che alcuni deputati della maggioranza arrivassero in Aula, anche perché avevamo compreso che mancavano i numeri. Dopodiché abbiamo discusso e abbiamo parlato per cercare di andare avanti con un DDL che, per carità, noi condividiamo nel merito ma non nell'impostazione, perché ritengo che la Commissione Sanità, che ha appena finito il suo intervento, trova forme e formule di confusione, compreso che il mio collega Cracolici nel merito ha detto che, che ci sono alcune anche cose che non vanno. Fermo restando per il proponente e per il gruppo che lo propone, Presidente, io ritengo un attimo che la confusione è grande. O sospendiamo qualche minuto l'Aula per poter verificare l'impalcatura per andare avanti, oppure saremo costretti, Presidente, ovviamente a chiedere anche la presenza e per l'articolo 86 il numero legale della maggioranza. Quindi io le sto chiedendo soltanto, ci sono due strade che potremmo percorrere, quindi decidiamo il da farsi. Grazie. Partendo dal presupposto che nessuno le toglie la possibilità di chiedere numero legale, qualsiasi genere di prerogativa sia nel suo stato di parlamentare. Ha chiesto di intervenire prima l'assessore Falcone, successivamente daremo la parola all'onorevole De Luca. Presidente, grazie. Allora, io intanto dobbiamo anche dire come nasce questo DDL. Il DDL nasce da una norma che è stata articolata poco correttamente nel disegno di legge della legge di stabilità. Sostanzialmente, anziché aggiungere qualcosa nella interpretazione poi e nella definizione finale, è stato sostituito quei 550.000 euro al 1.220.000 euro a cui si volevano aggiungere i primi. Sostanzialmente noi oggi cosa stiamo facendo? Stiamo perfezionando e stiamo assegnando ad ogni tipo di farmacia rurale una certa cifra, che è quella, dando in ragione di ogni tipologia di farmacia rurale, mettiamo un fondo e un fondo complessivo. Ora,
l'emendamento di cui parliamo serve per creare chiarezza, perché questo articolo delle farmacie rurali richiama una vecchia norma che era la legge appunto dell'87, la quale norma dell'87 richiamava il Fondo Sanitario Nazionale e lo richiamava in termini di lire, di vecchie lire. Oggi siamo in euro. Allora noi cosa diciamo? Presidente Cracolici, noi cosa stiamo dicendo? Noi stiamo sopprimendo quell'articolo che così recitava: agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in lire 1.100.000.000 annui si provvede annualmente con le assegnazioni dello Stato per il Fondo Sanitario Nazionale. Noi oggi cosa diciamo invece? Il valore di questo fondo, che è 1.900.000 euro, si provvede col Fondo Sanitario Regionale. È chiaro che no, è una norma che chiarisce, anzi stiamo eliminando la norma precedente, l'articolo 4, ma fa chiarezza, nel senso che stiamo sopprimendo le lire, l'intervento finanziario in lire, e lo stiamo invece sostituendo in euro. Quindi di fatto non la stiamo estrapolando dal Fondo Sanitario Nazionale, che poi è il Fondo Sanitario Regionale, lo stiamo invece puntualizzando, cioè il 1.995.452 euro insisterà sul Fondo Sanitario Regionale, che a sua volta deriva dal Fondo Sanitario Nazionale, e lo stiamo quantificando in euro piuttosto che in lire. Per cui le lire, quell'articolo che quantificava invece in lire la dotazione finanziaria delle farmacie rurali, viene soppresso. È una norma di chiarezza, anzi stiamo puntualizzando e stiamo facendo chiarezza, punto e basta. Grazie Assessore Falcone. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Grazie Presidente. Presidente, allora io volevo porre l'attenzione preliminarmente sull'emendamento 1.2 a prima firma del collega Gilistro. Detto emendamento era stato mandato... Ma non siamo all'1.2, un attimo, ascolta, è la premessa. Detto emendamento era stato mandato in Commissione Bilancio per il parere. La Commissione Bilancio l'ha messa all'ordine del giorno, ma non ha emesso il parere perché c'era stata la sospensione del Presidente della Commissione. Quindi io chiedo preliminarmente che sia sospesa l'Aula e convocata la Commissione Bilancio per fornire il parere sull'emendamento 1.2 e al contempo sempre la Commissione Bilancio si esprima sull'1.1. Il parere me lo devono dare. C'è il parere contrario? C'è il parere contrario? Il parere contrario si esprime nella Commissione Bilancio, Presidente Galvagno. Se no, vuol dire che la Commissione Bilancio non ha funzione di esserci. Poi se l'Aula, dopo un eventuale parere contrario o favorevole che sia, si vorrà esprimere in maniera difforme dalla Commissione Bilancio, lo farà, ma non è che possiamo bypassare la procedura. L'emendamento è stato presentato in bilancio nei termini, è stato messo in discussione alla bilancio, non è stato espresso il parere e quindi è un vizio procedurale. Siccome è una legge importante, ma non è che blocca le sorti della Sicilia, possiamo sospendere, convocate la bilancio, esprimete il parere e tornate in aula. Onorevole De Luca, noi stiamo cercando di capire se siamo nelle condizioni di fare quello che lei eventualmente ci ha chiesto. Non è che però tengo a precisare, io lo chiedo, però credo che faccia parte della procedura che se un emendamento viene presentato nei termini nella commissione di merito, in questo caso la bilancio, ha diritto e deve essere esaminato dalla Commissione Bilancio e poi viene in aula, a prescindere da quello che poi sarà il parere che la Commissione vorrà rendere.
Aveva chiesto prima di lei l'onorevole Sunseri, dopo parla l'onorevole Cracolici. Grazie Presidente. No, credo ci sia un po' di confusione, al di là dell'obiettivo nobile della norma. Credo ci siano un po' di confusioni per quanto riguarda sia la copertura finanziaria, che non c'è un fondo sanitario regionale, il fondo sanitario è quello nazionale, poi la Regione lo utilizza, come dire, come pensa di poterlo utilizzare, perché nel corso degli anni strafalcioni sul fondo sanitario ne abbiamo fatto. Io non sono così convinto che si possa dare una somma a delle farmacie specifiche col Fondo Sanitario Nazionale, ma quello diciamo è un mio parere. Se c'è un direttore della sanità che ha detto che si può fare, che intende fare dei decreti del genere, per carità se ne prende la responsabilità, perché secondo lui si può attuare, però ci sono due punti che diciamo alla lettura non mi tornano abbastanza chiari. Uno è questa modifica in base alla popolazione della sede farmaceutica, cioè si sta dicendo che non è più in base alla popolazione residente in quei comuni, ma si prescinde dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica e quindi sostanzialmente c'è un altro criterio. E poi è la variazione in base al tasso di inflazione previsto dall'Istat, quindi sostanzialmente questo fondo può aumentare ogni anno senza che l'Assemblea ne abbia coscienza, perché si applica in base alle variazioni ormai a noi famose dell'Istat dell'anno precedente. Quindi sostanzialmente ogni anno questo che è un bonus che viene riconosciuto alle farmacie rurali perché non sono somme dovute, sono delle somme che l'Assemblea sta dicendo con norma di trasferire alle farmacie rurali per permettergli diciamo, di compensare eventuali minori introiti in quei territori, e gli stiamo dicendo che si adeguano a una variazione Istat anno dopo anno, quindi sostanzialmente aumentando quello che è lo stanziamento previsto inizialmente dalla norma, sempre a carico del Fondo Sanitario Nazionale, senza che l'Assemblea ne sia mai a conoscenza. Quindi anche su questo, come dire, da un lato si cristallizza addirittura all'euro, io vedo qua il comma E ed F addirittura si fa 5.169 euro e l'altro 2.938 euro, quindi si entra nello specifico dell'euro, però nell'altro si rinvia all'inflazione Istat, non determinando in maniera univoca per norma quale è questo bonus che si intende dare alle farmacie, e si rinvia a un aumento del quale poi l'Assemblea di fatto non ne sarà mai a conoscenza. Quindi onestamente non so come la Commissione Bilancio abbia affrontato il tema, ma credo che sia particolarmente scivoloso. Ecco, grazie. Grazie onorevole Sunseri. C'era l'onorevole Catanzaro e Cracolici. Non so chi vuole parlare prima. Io solamente Prego, per riagganciarmi a quello che poc'anzi ho detto. Nulla nel merito, però arrivati al punto in cui siamo e abbiamo discusso, diciamo, rispetto agli interventi, Presidente, mi ascolta? Siccome si vuole portare al compimento questo DDL, io le chiederei il ritorno del DDL in Commissione. Le chiederei il ritorno del DDL in Commissione e se è il caso ovviamente votiamo No, onorevole Catanzaro, è giusto quello che dice, ma non penso che sia il tema del DDL. Il tema è soltanto legato all'emendamento. All'emendamento è perfetto. Noi possiamo... Onorevole Catanzaro, è corretto quello che dice, sì, ma non su tutto capito, il DDL. Quando lei porta diciamo, in discussione, si porta in Commissione per comprendere. Perfetto. Va bene, okay. Forse voleva intervenire l'onorevole... Grazie a lei. Voleva intervenire l'onorevole Cracolici. No, Presidente, io sono un poco in imbarazzo, perché da quando io sono all'Assemblea il contributo alle farmacie rurali l'abbiamo sempre dato, e devo dire che l'abbiamo dato malgrado la legge che lo dava era in lire. Ora che dopo 20 anni scopriamo che c'è bisogno di scriverle in euro, ma non è un fatto tecnico, Assessore Falcone, io vorrei che lei, Assessore, le do un consiglio, io lo do a bassa voce, approfondisca prima di esprimere concetti, perché qui non stiamo non ci stiamo limitando a un adeguamento delle lire in euro,
Qui stiamo mutando il sistema di riparto del fondo per le farmacie rurali. Quindi non stiamo parlando delle lire che si trasformano in istant, anche perché lì c'è bisogno di una calcolatrice. Ogni 1926,27 lire corrisponde a €1. Quindi basta fare una calcolatrice e non c'è bisogno di tutti questi artifici legislativi. La questione è un'altra, Assessore. Questa norma, così come è scritta, vi creerà e creerà all'amministrazione più problemi di quanto voi immaginate. Primo, Presidente mi ascolti, perché a proposito della richiesta di rinvio in Commissione. Primo, non c'è un fondo sanitario regionale. Scrivere in una legge che c'è un fondo sanitario regionale non solo è una bestemmia, ma c'è un altro rischio, che questi soldi che a oggi li abbiamo utilizzati nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale cofinanziato dalla Regione Siciliana, se noi lo estrapoliamo dal testo del Fondo Sanitario, questi fondi sono aggiuntivi, non sono nel cofinanziamento. Quindi dobbiamo avere una copertura specifica se stanno fuori il fondo sanitario. Quindi non è una questione tecnica, è una questione contabile e finanziaria. Secondo, io chiedo al Governo e alla Commissione i criteri con i quali sono stati fatti questo riparto al millesimo, perché se guardo una farmacia fino a 600 abitanti che ha 16.000 euro fino a 600 e da 601 ne ha 11.000, qual è il criterio guida che è connesso al finanziamento alle farmacie rurali? Cioè è commisurato a un tot per abitante? Perché se uno fino a 599 ne prende 16.000 e da 601 ne prende 11.000, sono 5.000 euro di differenza con la variazione di un abitante. Allora io credo che sarebbe più logico eventualmente assegnare magari la stessa cifra, ma con un pro capite per abitanti, per cui se tu hai una farmacia in un comune con 550 abitanti avrai €1 per 550, se vai in un comune con 601 abitanti avrai 0,99 per 601. Ma mi pare logico, lo dice come dire un ragionamento, se volete, senza offendere nessuno, si diceva una volta alla femminina. Allora Presidente, la necessità di ritornare in Commissione non è perché siamo contrari al finanziamento alle farmacie rurali, lo abbiamo fatto da oltre, almeno che mi ricordi io, da 21 anni, visto che sono qui da 21 anni. Ecco perché bisogna scrivere meglio il testo e aggiungo, e mi dispiace dirlo agli uffici, non può entrare in aula, Segretario Generale, non può entrare in aula un testo che contiene 2 norme scritte 2 volte. Gli uffici hanno il dovere di controllare i testi prima di metterli all'ordine del giorno, perché così non si può continuare a fare attività legislativa. Attenzione, qui ne va della autorevolezza del Parlamento. In aula questi errori non possono arrivare. Il testo va controllato prima e si tolgono i refusi, perché l'Aula non può impazzire con un emendamento che sopprime l'articolo 8 in un posto, l'articolo 4 in un posto. Bastava dire il punto 2 del testo è soppresso, non si scrive è soppresso l'articolo 4 perché è una cosa infernale così. Allora, Presidente, proprio perché noi siamo favorevoli a dare le risorse alle farmacie, le chiedo di rinviare in Commissione non per i 15 giorni, ma mantenendole iscritte all'ordine del giorno, in maniera tale che la Commissione la
aggiusti, la pulisca, ecco, usiamo questa espressione, e alla prima seduta utile rimane iscritta all'ordine del giorno e si approva, ma con un testo come Dio comanda. Grazie, onorevole Cracolici. Dico, a me fa piacere l'intervento, è correttissimo che il testo in aula debba essere assolutamente privo di ogni genere di errori, può capitare. Chiaramente c'è già il segretario generale che sta facendo di tutto per far sì che ciò non avvenga in futuro. È anche vero però che queste osservazioni si potevano fare magari in una fase precedente, ovvero in commissioni legittime. Dico, il suo gruppo è ben rappresentato in commissione. Ma l'aula è l'aula, non è il gruppo. Giustissimo. In tutti i casi, in funzione del fatto che dobbiamo ritornare in commissione per l'emendamento 1.2, se non ricordo male, dobbiamo riportare in commissione bilancio 1.2 e ci sono queste criticità, io credo che sia opportuno la riflessione che fa l'onorevole Cracolici rispetto a tenerlo all'ordine del giorno e far sì però, attenzione Presidente Laccoto, di fare in modo che possa essere esitato nel più breve tempo. Me l'ha detto Di Pasquale, Cioè, no, il merito chi ce l'ha? No, Di Pasquale, che non ha parlato, però me l'ha suggerito mentalmente. Allora il merito ce l'ha metà e metà. Sì. Il testo rimane all'ordine del giorno, però sostanzialmente martedì prossimo lo portiamo in commissione con il Presidente Laccoto. Va bene? Allora passerei direttamente all'altro disegno di legge. Passiamo al disegno di legge numero 21. Intanto chiedo alla Commissione Bilancio di prendere posto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. Prego, onorevole. Presidente, io le chiedo la cortesia, in maniera, come dire, umile, di evitare di mettere l'Aula in una situazione spiacevole. I testi devono essere coerenti, compresi gli emendamenti. Tutto ciò che non è relativo a un testo tra l'altro specifico, che ricordo, questa proroga al 30 aprile, siamo al 11, quanto ne abbiamo oggi? 12 aprile. Se Dio ce la manda buona, verso il 21 aprile sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi pubblicheremo una norma per prorogare di 9 giorni il condono a bollo auto. Già siamo molto al limite. Eviti di complicare un testo che per sua natura è un fatto tecnico con l'introduzione di norme che non c'entrano nulla. Se lei vuole fare un testo con norme che non c'entrano nulla, proponga alla maggioranza, al governo, a chi riterrà, di fare un testo omnibus, in maniera tale che ognuno discute di un testo omnibus. Ma se parliamo di tasse automobilistiche, limitiamoci alle tasse automobilistiche. Grazie onorevole, sa bene che anche io sono contrario a quelle che oggi definiamo leggi omnibus, che lei sa, visto che è di lungo corso, quante ne siano state prodotte da questa Assemblea. Ma il Governo aveva un'esigenza specifica e motivata, quindi è chiaro che la mia posizione rimane ferma lì, ma è altrettanto vero che vorrei sentire l'assessore Falcone, che vorrà darci sicuramente delucidazione in merito. Presidente, grazie. Lo abbiamo detto la volta scorsa, nella seduta precedente. Intanto, rispetto a quello che alle eccezioni che ha fatto sul termine, sul differimento del termine, questo disegno di legge è stato presentato oltre un mese e mezzo fa, circa, più di un mese fa in Commissione. È stato approvato in Commissione, è arrivato qua un po', come dire, in alcune sedute è stato spostato. Bene, oggi siamo arrivati. Io dico, approviamo questo testo. Nel testo c'è un solo articolo che l'abbiamo, è l'articolo 2, che lo abbiamo già spiegato la volta scorsa. È stato un refuso nella finanziaria per un intervento assolutamente importante che riguarda, c'entra poco, ma alla fine col 117 Presidente il Governo presenterà un emendamento per modificare il testo della norma. Tra l'altro ci sono anche 2 emendamenti che abbiamo spiegato che suggeriscono, se non impongono, di
di modificare il titolo del DDL, per cui andiamo avanti e diciamo così, approviamolo velocemente, giusto perché è necessario che consentiamo tutti coloro che vogliono mettersi in regola col pagamento del bollo auto. No, lo so, io sto dicendo, onorevole Cracolici, ma sì, e io l'ho detto e abbiamo detto che poiché il testo è questo, è stato approvato dalla Commissione, andiamo avanti e così evitiamo polemiche sterili, Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Presidente Galvagno, io iniziavo a domandarmi se questo presepe è Euro 3 o Euro 4, perché a seconda delle missioni potrebbe rientrare anche nella tematica del superbollo. E le vorrei chiedere gentilmente di liberare dall'imbarazzo l'Aula di dover bocciare l'articolo 2, perché le preannuncio sinora che se dovesse essere necessario chiederemo la conta del numero legale o sull'articolo 2 financo il voto segreto, perché ripeto non c'è motivo di procedere con queste forzature ed è un imbarazzo in cui ci stiamo trovando. Lo avevamo già detto l'altra volta, ne abbiamo parlato in maniera informale, creiamo uno strumento dedicato a questo come ad altre norme che correttamente l'assessore Falcone ci ha detto essere rimaste fuori dalla finanziaria per scelte politiche, per incapienza di fondi, per motivazioni tecniche, per sviste, ma facciamo un disegno di legge specifico, diamo il via libera all'esenzione al bollo, ma senza metterci dentro cose che non hanno nulla a che vedere con questa materia. E Presidente, vede, anche il ragionamento che oggi capita a un collega, domani capita a un collega del mio gruppo, dopodomani capiterà un'altra ancora. Questo è sempre stato il modo di procedere a tentoni dell'Aula. Noi invece questa legislatura abbiamo la possibilità, Presidente, e l'opportunità di iniziare a lavorare in maniera diversa, seguendo quello che è il regolamento, seguendo quella che è la procedura, dando anche il giusto riscontro al lavoro delle commissioni e degli uffici. Quindi io la invito, Presidente, con senso veramente di responsabilità, non parlo da opposizione, parlo da minoranza, e le dico tolga l'Aula da questo imbarazzo e i lavori avranno modo di procedere in maniera certamente più serena. Grazie onorevole De Luca. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mancuso. Catanzaro, scusi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro, non aveva chiesto di intervenire? No. Assessore Falcone, rispetto agli interventi delle forze d'opposizione, rispetto a quello che deve essere chiaramente un equilibrio che noi dobbiamo cercare di tenere, è indispensabile. Assessore Falcone. Andare avanti, Presidente. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Prego, onorevole. Sentiamo. No, Presidente, io intanto, siccome nel mio intervento iniziale, dopo che ho parlato, lei giustamente mi ha detto che è nelle mie prerogative chiederlo, arrivato al punto in cui siamo, considerando che più volte le minoranze, come ha detto il collega De Luca,
hanno chiesto di, non per l'articolo 2, ma per quello che noi avevamo un attimino immaginato sull'articolo 1, sul bollo auto, l'abbiamo detto a più riprese, arrivati al punto in cui siamo, io penso, Presidente, di poter chiedere ai sensi dell'articolo 86 del regolamento interno dell'Assemblea il numero legale. Non ricordo se sia l'86, 86 dovrebbe essere, dico dovrebbe essere questo, e quindi chiediamo il numero legale e dopodiché procediamo. Ancora non siamo in votazione, quindi quando saremo in votazione... Intanto la mia è una richiesta. Deve stralciare il testo. Grazie. Lei, che è il Presidente di tutti, lo deve non si può... Allora sospendiamo l'aula per 5 minuti. La seduta riprende. Allora, dopo l'intervento dell'onorevole Cracolici, ci siamo fermati per lei, anche per lei. Dico un secondino di attenzione. Avendo parlato con il Governo rispetto al comma 2, articolo 2, la Presidenza, ma questo varrà chiaramente per tutta la legislatura, così come era anche stato detto, cioè significa che non ci saranno né eccezioni, seppur questa eccezione era un tantino differente perché era passata dalla Commissione, non ci saranno eccezioni di alcun genere per il futuro, così che non ci potranno essere né figli né figliastri e ci sarà un equilibrio sempre. È chiaro che però questo ragionamento, onorevole Di Pasquale, lei che mi dice di sì, varrà per sempre. Quindi quest'articolo lo stralciamo lo mandiamo in seconda commissione. Chiedo al Presidente Dayton di far sì che la settimana prossima possa ritornare con l'emendamento chiaramente relativo, possa ritornare già la settimana prossima il testo in aula per essere votato. Passiamo all'articolo 3. Non ci sono emendamenti? L'articolo 1 è stato votato. Siamo all'articolo 3. Non ci sono emendamenti. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Passiamo all'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Ci sono 4 emendamenti aggiuntivi che sono di variazione di spesa. Ma sono attinenti al testo o no? Perché sennò stiamo parlando di aria fritta, li leviamo subito. Non sono attinenti al testo, neanche li... Allora li mandiamo, scusami, li mandiamo assieme all'articolo 2, li mandiamo... Ha chiesto di intervenire l'assessore Falcone. Prego, assessore. Presidente, sono 2 emendamenti tra tutti che sono assolutamente importanti. Spiego e poi li rimetto all'Aula. Il primo riguarda la Resais. La Resais è stata condannata a un contenzioso da parte con l'Agenzia delle Entrate per poter... Vabbè, ritiro, li mettiamo tutti nella norma. Scusate, prima facciamo parlare l'assessore Falcone. Quando finisce di parlare l'assessore Falcone, se c'è qualcuno che vuole intervenire, intervenga. Assessore, mi scusi per l'interruzione. Presidente, li rimettiamo, non ci sono problemi. Presidente, li mandiamo in commissione. Allora mandiamo anche questi emendamenti in Commissione Bilancio. Passiamo all'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. C'è un emendamento, è un fuorisacco, ma è semplicemente per far sì che questa legge entri in vigore subito. Penso che ci dovrebbe essere parere favorevole dell'Aula. È il 5.1, se lo volete leggere. L'avete già sui tablet comunque. Votiamo il 5.1. Votiamo il 5.1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Abbiamo approvato l'articolo 5, votiamo la legge. Votiamo la legge. Vi chiedo di munirvi di tesserini.
palese e nominale. La votazione è aperta. Colleghi, in fondo la votazione è aperta. Stiamo votando il disegno di legge numero 21. Chi vota a favore vota verde. Chi vota a favore vota verde, chi è contrario è rosso. Come? Va bene, la votazione è conclusa, è approvato. Va bene, non si preoccupi. C'è pure il voto favorevole dell'onorevole Lantieri, corretto? Sì, grazie. Allora la seduta, colleghi, è rinviata a martedì 15 con... Martedì 18 alle ore 15, chiedo scusa, con la rubrica agricoltura e con i disegni di legge. Grazie. Allora martedì 18 alle 15? La seduta è sospesa. Grazie onorevole Di Pasquale.